Assessore Torrenti, il mare Adriatico e il mare Mediterraneo si prestano a molte metafore. Sì, certo, diciamo, il Mediterraneo è un mare molto chiuso, e ciò nonostante è un mare complesso, con tanta ricchezza di culture diverse che però sono sempre scambiate, diciamo, tutti questi millenni. L'Adriatico, diciamo, è all'interno di un mare chiuso, è quasi un lago su cui le acque non sono mai state motivo di separazione, ma sempre di condivisione, di scambi, di traffici, di culture che si sono integrate, che si sono contaminate. E questa mostra lo dimostra fino in fondo, quindi diciamo, non è solamente una mostra archeologica, la partenza ovviamente è quella, è una mostra sul mare, sugli scambi, sulle culture, sulle persone che hanno vissuto questo mare e che dimostra effettivamente quanto imprescindibile sia un collegamento stretto, continuo fra tutte le popolazioni che lo abitano, al di là e al di qua della costa orientale e occidentale. E quindi diciamo, credo che è una mostra di grande significato, ma soprattutto di grande qualità artistica, archeologica e anche contemporanea, perché diciamo, ha una quantità enorme di reperti, 60 istituzioni coinvolte, molti stati, e quindi diciamo veramente una mostra che ha delle ambizioni importanti in una struttura importante come quella del Salone degli Incanti e che abbiamo voluto assieme al Comune dedicare per un lungo periodo di tempo, 5 mesi di apertura, proprio una mostra che vuole essere il lancio di questa città. Comune e Regione assieme come dire, convintamente per un progetto che abbia più ampio spessore culturale possibile. Assessore, una mostra che è anche un progetto culturale, visto che molti reperti che saranno esposti saranno l'occasione per poi nuove iniziative. Sì, diciamo che la mostra arriva dopo lavori di molti anni di ricerche, diciamo, prima dell'iniziativa ovviamente della mostra e durante questi ultimi mesi di allestimento della mostra. Progetti che devono continuare, devono essere rilanciati dalla mostra stessa, quindi diciamo, non c'è dubbio che questo è un punto di partenza, questa mostra, anche per continuare una ricerca adriatica importante e significativa che sempre più ci faccia conoscere il nostro mare e sempre più possa diventare anche un momento di attrazione complessiva, di conoscenza culturale ma anche di attrattività turistica, sapendo che è un mare anche particolarmente interessante da questo punto di vista.